Torniamo in diretta qui su Radio.0 per presentarvi un'iniziativa che è stata proprio lanciata e presentata negli ultimi giorni in Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa solidale a seguito anche delle intense grandinate che hanno colpito la nostra regione nello scorso mese di luglio. Un'idea nata dall'azienda agricola Pomis di Chiasiellis di Mortegliano e da Aspiag Service Despar, che hanno voluto valorizzare proprio le mele danneggiate dalla grandine dello scorso luglio, destinandole a una produzione speciale di succo di mela che dagli ultimi giorni è in vendita negli 80 punti vendita della catena in Friuli Venezia Giulia e negli oltre 50 negozi affiliati. Parte del ricavato di questa commercializzazione della spremuta integrale di Mela Giulia sarà devoluto al comune di Mortegliano per far fronte ai lavori di ristrutturazione della casa di riposo, anch'essa seriamente danneggiata per oltre 2,5 milioni di euro. E allora ne andiamo a parlare subito insieme al titolare dell'azienda agricola Pomis, Peter Lacher, insieme al direttore Despar Friuli Venezia Giulia Fabrizio Cicero, insieme al sindaco di Mortegliano Roberto Zuliani, insieme all'assessore regionale alle risorse agroalimentari, ittiche e forestali del Friuli Venezia Giulia Stefano Zannier in questo servizio. Questa è l'iniziativa appunto che abbiamo voluto presentare perché abbiamo cercato, dopo la grandinata del 24 di luglio, di recuperare tutte quelle mele che hanno dei difetti estetici e non sono più vendibili come mele fresche, pertanto le abbiamo trasformate, le abbiamo messe qui dentro. Qui ci stanno ben 5 kg di mele e appunto proprio la mela all'interno del chicco di grandine sta appunto ad identificare quello che è successo. E poi abbiamo questo QR code dove per chi vuole lo può guardare e c'è tutta la storia con le immagini drammatiche di quello che è successo. È una cosa bella, importante e credo anche sia profondamente apprezzata da tutti i cittadini di Mortegliano, non solo da quelli che potranno usufruire della casa di riposo nel momento in cui la riapriremo. Quindi le mele danneggiate ma ancora utilizzabili sono state destinate alla produzione di questo succo che verrà venduto nei nostri punti vendita, e una parte del ricavato di questo succo di mele andrà appunto a supportare la ricostruzione della casa di riposo di Mortegliano, che ha subito danni milionari. Una iniziativa assolutamente di rilievo, quella presentata oggi, dove una realtà produttiva, quella dell'azienda Pomis, duramente colpita dagli eventi della grandine, sta proprio a Mortegliano, in uno dei comuni epicentro di questa calamità, ha pensato di realizzare una spremuta con le mele e ha trovato un partner nel gruppo Despar e gruppo Aspiag che ne metterà in vendita questi prodotti su tutti i punti vendita regionali. La cosa più importante di questo progetto è che una quota del valore di questi prodotti che verranno venduti verrà destinata a un'iniziativa benefica per cercare di dare un contributo alla ricostruzione della casa di riposo di Mortegliano stessa. Quindi aziende che sono state duramente colpite hanno il coraggio e la forza di pensare anche agli altri. Per tutte le informazioni potete andare anche sul sito proprio di Pomis e anche su tutte le pagine di Despar Friuli Venezia Giulia. È tutto, quindi la spremuta di mele solidale vi aspetta in tutti i punti vendita Despar e negozi affiliati.